Crisi della Berco, sospese tutte le procedure finora annunciate, almeno fino al prossimo incontro previsto il 14 novembre. Al Ministero per le imprese di Made in Italy a Roma la riunione del primo tavolo per affrontare le difficoltà della storica azienda, parte del gruppo tedesco ThyssenKrupp, specializzata nella produzione di sottocarri cingolati. Presenti per il Veneto l'assessore regionale Valeria Mantovani, il sindaco di Castelfranco, i rappresentanti dell'unità crisi aziendali di Veneto Lavoro e la direzione lavoro. L'azienda si è dimostrata disponibile ad accogliere la nostra richiesta, che è stata fatta propria dal ministro Urso e quindi appunto dal Ministero, per cui adesso ci sarà questo momento di sospensione relativamente ai licenziamenti e chiaramente in questo frangente di tempo occorrerà riprendere il dialogo e quindi cercare tutte le soluzioni alternative affinché si possa in qualche modo, ove possibile, rilanciare l'azienda e chiaramente salvaguardare l'occupazione. Sebbene i 70 licenziamenti inizialmente annunciati per la sede di Castelfranco non siano poi stati formalizzati a fronte dei 480 per la sede di Copparo, resta alta la preoccupazione in Veneto e nella Marca. L'apertura del dialogo e di 10 giorni di tempo per avviare una trattativa sono comunque un fatto positivo per il sindaco Marcon. Dando il tempo alle parti di confrontarsi e cercare di trovare una soluzione, una via d'uscita a queste procedure di licenziamento collettivo che sicuramente non può essere in alcun modo portata avanti sapendo la ricaduta sociale che ha oggi a Copparo e potenzialmente domani a Castelfranco Veneto.